Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 24 febbraio e quali sono le caratteristiche che gli influssi astrali di questo giorno impongono a questi nati. Prima però di approfondire questo argomento vi invito, come di consueto, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi anche al mio canale YouTube. Grazie sempre del vostro sostegno. Allora, i nati del 24 febbraio hanno il dominatore del mese che corrisponde alla costellazione Pesci, alle cui spalle il dominatore Giove fa sicuramente da sostegno, da puntello per questi nati che infatti avranno una fortuna ottima nella loro vita. La costellazione che per prima viene visitata dalla Luna in questo giorno è la costellazione Bilancia e questo ci dirà alcune cose interessanti di questi nati che adesso andiamo a vedere, ma prima anche valutiamo che in seconda posizione abbiamo la costellazione Leone. Dunque ci troviamo Pesci nel dominio mensile, Bilancia come stella capo e Leone come stella di opposizione. Cosa possiamo dire dunque attraverso questi preliminari, diciamo così, valori di base di questi nati? Per cominciare che il loro fisico risulterà essere molto resistente ed esteticamente molto piacente. In effetti la costellazione Bilancia ha questa caratteristica di dare ai nati che presentano appunto questa stella capo delle fattezze veramente molto gradevoli. Inoltre, come ho già detto, la sarà ottima. Il carattere di questi nati è molto pacifico, distinto, abbiamo anche qua l'influsso della costellazione Leone, come ho detto in seconda posizione, dunque hanno sicuramente un modo di muoversi e di apparire veramente signorile, elegante, qualcosa di regale nel loro aspetto. Ma saranno sicuramente anche molto ordinati e degli ottimi mediatori. A loro piace infatti poter mettere magari una parola, una buona parola, sedare qualche discussione oppure trovare la possibilità di dialogo o di mediare fra due persone. Hanno sicuramente anche un carattere giusto. Dunque, dal punto di vista estetico e caratteriale questi nati sono sicuramente molto validi e si fanno distinguere proprio per queste loro caratteristiche e attraverso appunto questi valori possiamo dire anche che dal punto di vista degli studi sono sicuramente attratti dagli studi di natura superiore. Non necessariamente tutti finiranno il percorso di studi, ma buona parte di questi nati si orienteranno verso la carriera politica o diplomatica. In altri casi, coloro che non porteranno a termine i percorsi di studi tradizionali, è possibile che si diano al settore artistico. Buono il canto, buono il teatro, buono la danza per questi nati, che risulterà essere un canale di espressione molto importante per loro. Anche la musica in generale, dunque abbiamo qui tante cose che possono trovare appunto che possono diventare un canale non solo di espressione ma anche di sfogo e di successo, di realizzazione per questi nati. Vediamo adesso alcune considerazioni legate alle costellazioni e a certe età a cui prestare attenzione per, come dire, degli eventi che potrebbero caratterizzare il loro oroscopo. Ad iniziare appunto dalla seconda costellazione, dunque anni 2, 8, e così via, perché hanno cicli di 6 anni, dunque a ripetizione di 6 anni in 6 anni si manifestano nuovamente delle dinamiche o degli influssi astrali che tendono a ripetersi e che trovano poi ovviamente
una differenziazione in base alla costellazione reggente di quell'anno, al giorno settimanale di nascita di quell'anno in cui compiranno appunto gli anni e così via. Cioè, è possibile poi fare delle previsioni molto diverse, ciclo dopo ciclo, ma di base pericolo di fuoco oppure leggero. Anni 4 per esempio malattie allo stomaco, dunque ci sono delle predisposizioni a livello della salute e poi una tendenza alle cadute. Se non cadono fisicamente verso anni 6-7 è possibile che abbiano sempre a cicli di 6 anni, soprattutto quando saranno più grandi, delle noie di carattere burocratico o legale. Ad ogni modo c'è un accrescimento certo per questi nati e tutti diventeranno sicuramente possidenti in un modo o in un altro, avranno un buon accrescimento anche dal punto di vista immobiliare, o erediteranno oppure appunto potranno acquistare e fare anche delle buone trattative legate appunto agli immobili e a questo genere di acquisti. Anche viaggi è possibile per il binomio Pesci-Sagittario, cioè questa coppia di costellazioni, una è di seguito all'altro, che questi nati appunto possano cambiare più volte residenza, addirittura andare a vivere all'estero, oppure vivere molto lontano da casa o fare più frequenti traslochi nella loro vita. Bene, detto questo, ovviamente sono indicazioni a carattere generale, esistono poi le personalizzazioni per ciascun nato, proprio in base al luogo, l'ora e il giorno settimanale di nascita. Bene, se siete interessati appunto a scoprire qual è il vostro oroscopo personale, non esitate a contattarmi e valuteremo l'approfondimento insieme. Per il resto vi invito a tornare a trovarmi su questo canale, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, e anche al mio se ancora non l'avete fatto, e di ritornare qui per il prossimo appuntamento. Un abbraccio a tutti dalla vostra Ilde.